dilettantistico è quello che forma veramente anche i giornalisti. Allora, se tu oggi mi chiedi, me lo chiedo io per te, visto che facciamo lo stesso mestiere, qual è il momento più bello della tua carriera che oggi vuoi ricordare? È quello con Maxi Lopez, è quello con il Ciolo Simeone? No, è quello che io adesso citerò 2 o 3 nomi, ma proprio a memoria, di Memo Prenna, di Angelo Busetta, di Fofò Ammirata, di Modica. È un piacere premiare Andrea perché lo seguo da sempre, quindi è veramente un grande onore. Complimenti per la enorme professionalità che ha sempre dato al mondo del calcio e tutte le altre, diciamo, attività che ha seguito. Il ricordo più bello, no? Io ho fatto 3 anni a Licata, abbiamo fatto qualcosa, l'ha detto Giovannino, che lo guardavo attentamente un'oretta fa. Ce ne eravamo su un campo dove passava la griglia per innacquarlo prima della partita. Ripeto un po' quello che è stato detto, io auguri a tutte le squadre siciliane, le tante che avremo nel prossimo periodo di Serie D. E niente, sono sempre onorato di essere qui presente e puntualizzo come hanno fatto già altri addetti ai lavori la tua professionalità e serietà. C'è un ex equo. 3 allenatori del campionato di eccellenza vincono i Penalty Awards 2024. Tutte e 3 vittoriosi, complimenti. Miglior allenatore del campionato di promozione, Filippo Chinnici, San Giorgio Piana. Sì, è stata una bella vittoria, una grande soddisfazione, perché quando sono arrivato a Enna la squadra era al 3° posto, abbiamo fatto 14 vittorie di fila, alla fine siamo riusciti a raggiungere la vetta e poi alla vittoria finale del campionato. Non siamo riusciti nell'impresa di vincere il campionato, però credo che alla fine siamo riusciti nell'impresa forse quella più bella, no? Con più soddisfazione che quella di vincere la Coppa Italia Nazionale. È chiaro che quando si vince vuol dire che ognuno ha fatto il proprio e devo essere sincero, ho allenato dei giocatori fortissimi, ho avuto a disposizione una società che mi ha fatto stare bene, che ha fatto stare bene i ragazzi, e quando poi si crea un contesto come quello nostro spesso i risultati arrivano. Grazie per questo premio che condivido con la mia squadra, con la mia società, con il mio staff, perché abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme, il direttore e tutti. Faccio gli auguri e i complimenti a tutti i miei colleghi e sono contento per questo premio. Il premio come miglior allenatore del campionato di prima categoria, stagione 23-24, lo vince Salvatore Cambria, Monforte San Giorgio. Vincere non è mai facile, come qua diciamo un po' tutti, noi lo predichiamo tutti, figuriamoci vincere Coppa e Campionato, e poi alla fine quello che conta alla fine nel calcio dilettantistico che noi viviamo ogni giorno non è tanto la categoria, ma è il divertirsi, avere dei programmi, un'organizzazione, un gruppo fantastico.
Un napoletano. No, napoletano è bella, anzi io direi proprio figlio del regno delle due Sicilie a questo punto. È vero. Anche perché io sono venuto con moltissimo piacere qui in questa terra che ho già visitato tantissime altre volte. Esce solo, scannella imbaratore, scannella mirargento, cavallo 400. È stata una stagione lunga, importante per i risultati acquisiti, per la piazza che abbiamo rappresentato. Ci vogliono nervi saldi perché per riuscire poi ad ottenere gli obiettivi c'è un lavoro costante che comincia per la preparazione ma poi va avanti nel corso dei mesi, bisogna affrontare anche dei momenti critici perché arrivano. Per me è un onore e un piacere davvero rappresentare qui in questo palco la società del Catania Football Club. Porto i saluti appunto del Catania, in testa il presidente Ross Pelligra e il vicepresidente Vincenzo Grella. Questa sera abbiamo assistito a personaggi di grande spessore, sono stati diretti ma che ci hanno trasmesso grandissimi valori e ti devo dire che rispetto a tanti anni fa, ma grazie anche alla tua magistrale organizzazione, il livello è veramente assoluto. Ho terminato le parole per farti i complimenti e quindi complimenti ancora per questa fantastica manifestazione. Quest'anno ti sei superato. Dedico questo premio chiaramente a chi in questi 3 anni e più i 5 della Sicuela Leonzio ha creduto in me. Miglior dirigente del campionato di promozione stagione 23-24 ai Penalty Awards, Domenico Bella, città di Aci Sant'Antonio. Un gruppo di dirigenti accompagnati anche da un'amministrazione che ci è stata vicino, dobbiamo dirlo, ha permesso questo grande risultato. Perché tutto questo mondo che abbiamo visto e vissuto, dobbiamo dire grazie a un grande tecnico. Anzi, forse è meglio dire un direttore generale sportivo, che è il nostro presidente regionale, perché tutto questo movimento dilettantistico in questi ultimi anni che è emerso nella qualità che stiamo evidenziando è frutto solo suo. Siamo veramente orgogliosi sapendo che c'è solo una strada che è quella di come dire, infiammare questi ragazzi a coltivare i loro sogni e a trasmettere soprattutto valori sani e leali come... Credo che questa attenzione porterà sicuramente a qualcosa di buono nei prossimi anni e poi insomma le vittorie e i cambiamenti in alcune città sono tutte cose che sicuramente avvicinano il giovane atleta a vestire quella maglia e credo che come non mai oggi ci sia la grande possibilità di poter rappresentare il proprio territorio.
siamo pronti adesso perché premiamo il migliore giocatore in assoluto della stagione 2023-2024. Da quest'anno, ogni anno puntualmente arriva questa palma a prescindere dalla categoria di appartenenza, quindi dal campionato di eccellenza sino al campionato di prima categoria. A vincere questo premio è certamente un nome molto conosciuto anche qui, soprattutto a Caltanissetta, e lo invito qui sul palco. Lui è Santo Privitera. Santo Privitera, miglior giocatore in assoluto della stagione 23-24, ma l'anno scorso l'avevi vinto come migliore centrocampista, non me lo dimentico. Ciao. Allora, siamo pronti per consegnarti la targa, però a consegnartela sarà uno degli addetti stampa più top in questo momento, perché abbiamo visto il suo lavoro che ha svolto a Trapani con grande professionalità, grande qualità, e tra l'altro è anche un commentatore sportivo di enorme linguaggio, bravo veramente, mi piace. Lo invito qui sul palco, lui è Paolo Cericola. Salve Paolo, ben trovato. Mi piace il tuo commento sportivo. Lui è uno dei giocatori più importanti del calcio dilettantistico siciliano, vince questa palma proprio perché colanista, è stato un trascinatore, un uomo determinato, un uomo che ha saputo fare spogliatoio dentro e fuori, e spesso farlo fuori, tu lo sai, non è mai facile, e poi soprattutto perché in campo quando uno rende fa numeri, e quindi è certamente una cosa meravigliosa. Rimani a Caltanissetta perché poi tu ogni anno puntualmente arriva una proposta, ci pensi e poi cambi. No, quest'anno rimango e continuo a Caltanissetta perché si sta benissimo, grazie al Presidente. Poi abbiamo un allenatore, senza offesa, di tutto rispetto, quindi rimango. Quindi sei contento di continuare questa avventura a Caltanissetta? Felicissimo. Felicissimo, bene. Allora consegniamo a Paolo Cericola questa targa come top player della stagione al nostro Santo Privitera. Santo, rimani qui anche tu. Paolo, ci è piaciuta la determinazione con la quale spesso e volentieri eri anche costretto a raccontare un divario tecnico notevole tra il Trapani Calcio e le altre squadre, ma la tua professionalità ti ha portato ad un linguaggio sempre corretto anche nei confronti di alcune squadre che avevano certamente dei problemi rispetto ad un Trapani che quest'anno sappiamo benissimo cosa ha combinato. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ovviamente saluto le istituzioni, quelle cittadine e quelle sportive. Il Presidente l'ultima volta che l'ho visto era il 7 aprile a Trapani, quando ci ha consegnato la Coppa di vincitori del campionato. Ti ringrazio. Il segreto è molto semplice dal mio punto di vista. Faccio questo lavoro da quasi 30 anni e si vede, perché di capelli bianchi ne ho. Il trucco è stato quello di pensare che il Trapani fosse meglio del Real Madrid, e per me ogni giorno il Trapani è stato meglio del Real Madrid. Ho scaricato cuore, emozione, sentimento. Con grande rispetto anche degli avversari. Per il rispetto degli avversari è determinante. Lui che gioca da qualche anno sa bene quanto l'avversario deve essere rispettato, ma sa altrettanto quanto il suo ruolo di capitano, di uomo importante, deve essere di esempio nella quotidianità, perché uomini così devono lasciare il solco dentro e fuori dal campo. E io ho semplicemente messo quello che è la mia esperienza, ma soprattutto il mio cuore, perché senti dall'accento non sono certamente siciliano. Trapani mi ha adottato. Non si era capito? No, vagamente. Sono qui ovviamente perché il Presidente mi ha preso e mi ha coinvolto in questo progetto meraviglioso che mi ha avvolto immediatamente, e ho cercato semplicemente di raccontare, nel rispetto ovviamente dei giocatori con i quali io sono cresciuto nella quotidianità, perché grazie al lavoro di Alfio, del Presidente, di tutta la squadra, il direttore sportivo, ma insomma noi siamo una squadra che, con tutto il rispetto al Presidente Morgana, sa che di Serie D abbiamo avuto molto poco quest'anno nella nostra struttura, nella nostra organizzazione. Chi è venuto al provinciale ha potuto ammirare quello che il Presidente Antonini ha fatto.
Quindi ci ho messo semplicemente quello che mi veniva spontaneo nel rispetto assolutamente del mio lavoro, degli avversari e con tanto rispetto di una città di 70 e passa mila persone che attraverso la mia voce voleva vivere quelle emozioni. C'è riuscita. Spero di averle semplicemente coinvolte. Grazie, grazie. Anche per Paolo c'è questa targa ricordo per questa partecipazione ai Penalty Awards 2024. Paolo Cericola, responsabile della comunicazione del Trapani Calcio. Grazie, 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 grazie Sam. Arriva una premiazione fondamentale dei Penalty Awards perché arriva il momento del premio come miglior dirigente del campionato di eccellenza ed io invito qui Luca Giovannone, presidente della NIS FC, l'accoppiata dell'Enna Calcio Luigi Stompo e Fabio Montesano ed il direttore sportivo del Paterno Calcio Vittorio Strianese. Presidente, buonasera. Eccoli qui che ci raggiungono. Ciao Luigi, ben trovato. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Vittorio, ben trovato. Beh, quest'anno il parterre dei Penalty Awards ha nomi illustri. Loro camminano in coppia anche fuori nella vita, probabilmente siete grandi amici e questa unione ha fatto sì che ha portato secondo me l'Enna in alto, quindi la nomination dell'Enna Calcio è sdoppiata quest'anno con il dottore Montesano e anche il dottore Stompo e poi il presidente della Nissa Giovannone che gioca in casa e Vittorio Strianese che quest'anno ha regalato al Paternò una coppa meravigliosa, complimenti ancora. A consegnare la palma del migliore sarà il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il nostro Sandro Morgana che ci raggiunge qui sul palco. Sarà lei ad aprire la busta, presidente. Io gli do sempre questo compito e lo so. E consegniamo, ecco, intanto salutiamo i presenti. Consegniamo la busta quale miglior dirigente del campionato di eccellenza al presidente Morgana. È solo un gioco poi alla fine, È sempre così. Mi avvicino a lei. Premio quale migliore dirigente per la stagione sportiva 2023-2024, Luca Giovannone della Nissa. Ecco, la Nissa che si porta a casa il premio come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Allora, possiamo consegnarla al presidente questa targa. Questa se vuole gliela possiamo dare anche come ricordo. Consegniamo al presidente il pallone Freddoneve e poi appunto a Luca Giovannone la vittoria come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Presidente Giovannone, era venuto a Caltanissetta per vincere, c'è riuscito? Ho l'impressione che il linguaggio della vittoria continuerà perché credo che a Caltanissetta il progetto non si può fermare qui, deve continuare. Allora, intanto voglio dire che questi presidenti qui vicino a me meritavano altrettanto questo premio e quindi grazie comunque. Voglio anche aggiungere due parole che devo condividere questo premio con tutti i miei soci dirigenti della squadra, il direttore sportivo Russello, il mister Terranova, il loro staff e tutti i calciatori. Più voglio ringraziare questa meravigliosa città del centro Sicilia, Caltanissetta, e questi meravigliosi tifosi, sia i moderati sia gli ultra, per l'accoglienza che ci hanno dato. Andiamo in Serie D con umiltà come matricola per fare il nostro meglio. Sì, stiamo all'esterno, una squadra importante, il più forte possibile, per diciamo, portare avanti l'onore di questa splendida isola e per giocare e divertirci con le famiglie, i bambini, gli anziani che frequentano lo stadio di Caltanissetta. Abbiamo fatto 2 volte sold out, ma normalmente 2000 persone allo stadio
nella festa proprio delle famiglie. Questo deve essere un esempio che vogliamo ripetere anche l'anno prossimo. E non pretendiamo di vincere, ma ci proveremo a vincere. Ci tenterete, ma sono sicuro che ci riuscirete perché la volontà è tanta. Vittorio, l'anno scorso c'è stata una retrocessione che è stata bruttissima nel campionato di eccellenza, siete subito ritornati e non è mai facile ritornare di nuovo in un campionato importante come quello della Serie D e ci siete addirittura riusciti con una vittoria di Coppa, quindi la soddisfazione non dico che è doppia, è quadrupla. Sì, intanto grazie e buonasera a tutti. Sì, è stato un cammino lungo, faticoso, però noi avevamo un obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio anno di riportare il Paternò in Serie D e ci siamo riusciti. E questa è la cosa più bella, no? Questa è la cosa più importante. Anche per te? Sicuramente. Soprattutto. Mentre invece per il duo di Enna, l'anno scorso, non ne parliamo più dell'anno scorso perché c'è tanta amarezza, parliamo di quest'anno. Fabio Montesano, io credo che una vittoria così marcata in un girone certamente non facile, non dico che vale il doppio, però è pesante, vale veramente tanto. Innanzitutto buonasera a tutti, caro direttore, noi questa vittoria di quest'anno l'abbiamo maturata l'anno scorso quando a Gelso Bianco, dopo ritornavamo da Siracusa, veramente l'amarezza era tanta perché abbiamo capito che un errore ci aveva penalizzato moltissimo e abbiamo trovato i nostri sostenitori che ci hanno aspettato e ci hanno incoraggiato. E i ragazzi del gruppo squadra hanno fatto fronte comune per dire il prossimo anno ci ritendiamo e questa volta ci vogliamo riuscire. E ci siete riusciti, è come se ci siete riusciti, no? Presidente, perché vincere un campionato, questo girone B, non era assolutamente facile. No, Ettore, devo dire che è stata un'annata veramente straordinaria e a suggellare la straordinarietà dell'evento è stata proprio la forza degli avversari, perché come diceva il Presidente prima, il nostro calcio è un calcio che è in crescita e lo dimostra il livello, la qualità. Noi abbiamo, non è una frase fatta come nel 90% dei casi, però abbiamo vinto un girone fortissimo, dove lo dimostrano i risultati dell'avversario, il Paternò ha vinto la Coppa Nazionale. Vincere questo girone, c'erano anche tante altre squadre importanti come il Milazzo, è venuto a Enna, ci ha fatto 2 gol in 10 minuti e non ci abbiamo capito nulla, quindi è importante, vincere questo girone è stato veramente straordinario, prima per il livello dell'avversario e poi perché dopo 34 anni è una festa. Ci voleva questa straordinaria Serie D. Grazie ai vincitori. Sì, prego. Sì. Volevamo dire una cosa perché Paolino è salito con noi. Perché voleva dare un omaggio a lei, direttore, e anche ai 2 presidenti che sono stati... Gli ha detto dell'Enna? Gli ha detto dell'Enna, sì. Paolo. Allora facciamo così, li puoi consegnare direttamente tu al direttore sportivo Strianese e al presidente della Nissa Giovannone. Bene. Ci congratuliamo con i 2 dirigenti che sono stati premiati perché è un premio che hanno veramente meritato. Noi conosciamo gli sforzi che si fanno, per cui auguri ragazzi. Grazie anche a me, grazie, gentili, grazie. Alla prossima allora. Presidente, lei rimanga perché tra poco, anzi tra pochissimo, mentre scendono i nostri vittoriosi presidenti, siamo pronti. Arrivederci, a prossimo. Allora, complimenti ancora. Allora, Presidente, io la faccio rimanere qui perché noi da quest'anno abbiamo il piacere di introdurre un premio, perché sì, si parla tanto di calcio, ci sono tanti premi di calcio, però io credo che premiare un uomo che è dentro il calcio per altri valori che non hanno a che fare proprio direttamente con il calcio, credo che sia una cosa particolare. Noi abbiamo pensato, noi della redazione di Penalty e anche di Telerente 7 Gold, di consegnare a lei il premio Penalty Oro. Perché? È il premio che simboleggia la qualità extracalcistica ad un uomo che fa il calcio, ma con un linguaggio che spesso e volentieri non ha niente a che vedere con il calcio. Lei è un uomo diretto e ci piace quando l'uomo è diretto, a prescindere dall'argomento. Poi se non è il calcio ancora meglio. Quindi io sono contento di consegnarle il Penalty Oro a lei come dirigente, in questo caso anche e soprattutto della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Presidente, è l'occasione anche per congedare la sua presenza qui e dirle: la sua presenza a noi ci dà una determinazione, una forza che ci fa sempre continuare, perché anche noi abbiamo le nostre difficoltà, però le sue parole spesso e volentieri ci aiutano, come le dicevo poc'anzi, a continuare a dire: questa è la nostra strada, noi siamo la parola anche per quelli che puntualmente ogni domenica con un pallone sgonfio cercano di portare a casa una vittoria in un campo polveroso. Ecco, ha detto bene, è stato sottolineato più volte stasera e mi ha fatto veramente piacere, perché è stato detto, è stato espresso con le parole migliori quello che è il vero valore del calcio dilettantistico. C'era un nostro progetto che diceva: ridiamo valore ai valori. Ecco, i valori del calcio dilettantistico sono quelli dell'amicizia, dello stare insieme, del rispetto dell'avversario, dell'arbitro, dei compagni. Questi sono i lavori che ci animano e che ci fanno andare avanti. La differenza, l'ho detto sempre, con il calcio professionistico, che è un'altra cosa, e che è altrettanto importante, perché poi, diciamolo con chiarezza, fa da traino a tutto il movimento per 10.000 ragioni, quindi è inutile dire calcio, no. La differenza sta nei valori. Mentre là prevale quello che viene comunemente chiamato il business, da noi prevalgono altre cose. Poi ovviamente abbiamo squadre che si attrezzano, abbiamo squadre che fanno investimenti, il calcio dilettantistico è cresciuto moltissimo, ma io voglio dire, quando mi sono insediato ho fatto la promessa che avrei riformato il settore giovanile, abbiamo fatto le categorie elite, questo è stato il primo anno, è stato un grande successo, è stato un grande successo del calcio giovanile, è stato un grande successo del comitato regionale che ha creduto in questa cosa. Adesso noi siamo impegnati in un'operazione importantissima, perché un altro anno faremo il torneo delle regioni in Sicilia e il torneo delle regioni sarà organizzato dal Comitato regionale Sicilia con un investimento di circa 1 milione di euro, quindi un impegno veramente, veramente forte, ma io lo vorrò fare vivere a tutti. Faremo un girone a Palermo e Trapani, un girone ad Agrigento e Caltanissetta, uno a Ragusa e Siracusa, uno a Catania e Cireale e l'altro Giardini Messina. Tutta la Sicilia vivrà questo. Ho detto ai miei amici, che in questi giorni ho riunito più volte per coinvolgerli tutti in questa cosa: il torneo delle regioni non è il mio torneo, deve essere il torneo di tutti, il torneo dei siciliani. Ognuno lo deve sentire suo, dobbiamo dare una grande immagine della Sicilia. Ci sono dei ragazzi meravigliosi che stanno curando la comunicazione in una maniera che poi io la inviterò, perché faremo la conferenza stampa di presentazione nella Sala Gialla dell'Assemblea regionale siciliana, e presenteremo la mascotte, presenteremo il logo alla presenza dei 20 presidenti dei comitati regionali, del presidente Abete. E quello che ho detto io a questi ragazzi della comunicazione è stato: noi non dobbiamo soltanto curare l'evento sportivo, dobbiamo promuovere la Sicilia, i suoi monumenti, le sue bellezze architettoniche, le sue spiagge, i suoi luoghi turistici. Dobbiamo, in poche parole, attraverso la nostra attività di comunicazione, trasmettere i colori, gli odori e i sapori della Sicilia. Se riusciamo a fare questo, avremo fatto un grande torneo delle regioni. E sarà, sono sicuro, vincente. Grande Presidente, grazie tante per la sua presenza ai Penalty Awards. È il momento adesso di nuovo della prima categoria e lo facciamo con il miglior giocatore di questa stagione 23-24 ed invito qui sul palco Rosario Genova del Serra di Falco, Francesco Siciliano del Santa Venerina Calcio e Leonardo Zinna della Margheritese 1918. Tutte e tre le squadre in un certo senso hanno raggiunto il campionato di promozione. Salve, ben trovato anche a Siciliano, che ho visto crescere in un certo senso. Ed eccolo qua anche il terzo del terzetto. Attenzione, parliamo di giocatori che certamente non sono giovanissimi, però la loro esperienza è servita certamente a far vincere il campionato alle proprie squadre. Serra di Falco, poi abbiamo avuto la Margheritese 2018 che è stata anche un po' la sorpresa, e anche il Santa Venerina Calcio. Eccola qua la busta.
centro, mettetevi al centro, così vi leggo subito chi vince. Miglior giocatore del campionato di prima categoria, stagione 23-24, Leonardo Zinna, Margheritese 2018. Complimenti, complimenti, complimenti. Eccola qua anche per te la targa, la consegniamo subito e scambiamo una battuta. Questa Margheritese che inaspettatamente si è vista catapultata in questo girone importante del campionato di promozione la prossima stagione. Adesso è tutta un'altra cosa, perché la prima è prima, ma la promozione è un'altra cosa. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito. Sì, praticamente quest'anno è iniziato un anno un po' difficile perché le cose non sono andate per il verso giusto, poi con il cambio dell'allenatore siamo arrivati a fare i playoff e abbiamo portato al termine questa vittoria. Quanti gol quest'anno? Tanti, ma tanti. 39. Mamma mia, 39 reti, facciamo un applauso, complimenti. E che dobbiamo dire anche di questo Santa Venerina che ritorna nel campionato di promozione, ci mancava da parecchi anni, hai trascinato questo gruppo di ragazzi in un campionato che adesso è certamente un po' più impegnativo. Sì, buonasera a tutti innanzitutto e grazie per l'invito e complimenti ai colleghi calciatori della prima categoria. Sì, è stata una stagione infinita perché abbiamo fatto spareggio per vincere il campionato, perché ci ha visto primi insieme al GIAR, poi ovviamente il regolamento prevede lo spareggio e poi abbiamo fatto i playoff e alla fine siamo arrivati anche in finale di Coppa, però comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo. Una promozione sudata, insomma. Sì, sudata e meritata alla fine, perché abbiamo fatto tanti sacrifici insieme a tutti i miei compagni di squadra, perché poi alla fine abbiamo meritato tutti questa promozione. E sono sicuro che sarà un ricordo che ti porterai per tanto tempo. Come del resto anche Rosario, che io conosco quando mi vinse addirittura i Penalty Awards, forse quando eri col Gela, o sbaglio? Sì, quell'anno era al Gela, sì. La cosa bella è che sei di nuovo ritornato qui ai Penalty Awards, vuol dire che hai continuato a fare tanti gol trascinando questo Serra di Falco in una categoria molto importante, quella di promozione. Sì, nonostante gli obiettivi non erano quelli là di vincere, però alla fine poi ci siamo riusciti attraverso i playoff e quindi siamo molto contenti di questo. Complimenti, complimenti ragazzi, ritornerete in campo presto. Grazie per essere stati con noi questa sera qui ai Penalty Awards. È un premio che noi ogni anno consegniamo ad un uomo dello sport. Attenzione, perché da quest'anno il premio cambia volto. Lo abbiamo intitolato il premio Santo Palma, un uomo per lo sport, perché Santo Palma è stato da sempre un uomo vicino sia alla nostra trasmissione ma a tutto il mondo del calcio dilettantistico. È stato vicino con la sua voce, i suoi consigli, la sua determinazione. Da quest'anno questo premio dedicato ad un uomo che ha realizzato enorme successo nel mondo dello sport lo abbiamo denominato Premio Santo Palma, un uomo per lo sport. E quest'anno, in questa edizione numero 11 dei Penalty Awards, lo vince certamente un uomo che ha a che fare con il mondo dello sport da tantissimo tempo, creando la fortuna sia delle federazioni ma anche del proprio percorso professionale sportivo. Il premio Santo Palma, un uomo per lo sport 2024 va a Pippo Leone. Tu conoscevi Santo Palma, chi non conosceva Santo Palma vi ha legato tantissimi ricordi, tra l'altro la parentesi beach soccer che è stata anche fondamentale anche per questo enorme percorso sportivo che hai costruito nel corso degli anni con tantissime discipline. Ma qual è la disciplina che più continui ad amare e seguire con tantissima dedizione? Innanzitutto grazie dell'invito. La disciplina che mi ha reso più noto a livello nazionale è l'atletica leggera, che rimane sempre nel mio cuore perché la praticavo, perché sono stato consulente della federazione, perché ci lavoro anche adesso. Poi mi sono un attimino più aperto ad altre federazioni. Ho avuto anche una parentesi nel calcio, nel passato. Mi dispiace poco fa che sicuramente Campanella è andato via, ma io ho lavorato anche con Giovanni Campanella perché io gestivo
perché io di calcio non capisco niente, ti dico la verità, lo dico pubblicamente, però sei un gestore. Sono un gestore, gestisco altre cose. E in questo senso diciamo che è stata la cavalcata del Paternocalcio, delle eccellenze fino ad arrivare in Serie C. Poi ho fatto anche questa bellissima esperienza. Poi volevo farti i complimenti, perché so cosa c'è dietro a un evento di questo genere, non tutti lo sanno, riuscire a coordinare la tempistica, riuscire a coordinare i tempi, le luci, i microfoni, i premiati. Io dico, tu hai tante persone che ti vogliono bene, perché a una chiamata ti vengono da tutte le parti. Complimenti veramente, e sono stra felice di ricevere questo premio, e sappi che per me è un premio importante. Io ne ho ricevuto tanti nella mia carriera, però questo lo metterò in un posto particolare, perché riguarda un uomo di sport, uno che ha dato tanto, uno che ha gestito tanti spogliatori e tante squadre. E questo premio lo voglio dedicare a mia moglie, che mi aiuta sempre in quello che faccio. Grazie. Belle parole. Guarda, tu giustamente riceverai questo premio Un uomo per lo sport, e a consegnartelo sarà giustamente Angela Coppola insieme a Simone e Flavia Palma, che invito qui sul palco. Eccola qua che arriva Angela insieme anche a Flavia e a Simone. Ciao Angela, ben trovata. Ciao Flavia, ciao Simone. Consegnare un premio alla memoria di Santo Palma è sempre una grande particolare emozione, perché so che in questo anno ci sono stati altri momenti, ma forse questo, proprio perché Santo amava in modo particolare, l'ha pure vinto quando vinse il campionato bellissimo con il Ragusa, è certamente diverso dal solito. Tra l'altro, a consegnare a Pippo Leone questo premio è anche sinonimo di grande passaggio di consegne per un grande uomo di sport qual è stato Santo Palma, ad un uomo che invece dello sport ha creato la sua vita e anche i suoi successi. Pertanto facciamo così, consegniamo alla nostra Angela il premio Santo Palma da consegnare a Pippo Leone, eccolo qua, facciamo un applauso. Dopo sentiremo anche Simone e Flavia. La battuta di Angela è che mi ha emozionato quando mi ha detto: guarda, non me l'aspettavo di questa cosa, sono troppo contenta, è una cosa bellissima. E io gli svelai anche il fatto che Santo mi chiamava sempre Ettorino. Adesso è anche lei che mi chiama Ettorino, e vabbè, ma sono contento perché mi ricorda la straordinaria figura di Santo. Un pensiero. Innanzitutto saluto tutti coloro che sono in sala e mi permetto di ringraziarti personalmente per questa iniziativa che sicuramente onora la memoria di Santo, ma soprattutto me e i miei figli e la mia famiglia. Sono felicissimo di porgere questo premio a questo grandissimo uomo, se mi permettete, che già sin da subito onora la memoria di mio marito. Mio marito era una persona, tra virgolette, a volte si dice spigoloso nel calcio, e lei neanche il tempo di salire qui su lo è stato nella maniera perfetta. Io desidero tanto che questo premio continui a dare voce oggi al mio silenzio, però voglio dire a tutto quello che erano i valori e a tutto ciò che mio marito credeva nel calcio. E come diceva sempre mio marito, la competenza si paga e non sarò io mai a pagare gli altri. Con questo voleva dire tutto. Grande, grande. Battuta veloce. Battuta veloce, volevo dire che questo è un impegno, sicuramente, e devi sapere che in sala io conosco tutte, adesso ho dato un'occhiata e ci sono quelli che volevano bene veramente a tuo marito. Tra poco li chiamerò anche sul palco. Una battuta con Flavia. Flavia, assomigli tantissimo a tuo padre intanto, sappilo. Che bello trovarti qui questa sera ai Penalty Awards. La tua è un'emozione di una bimba piccola ancora che deve crescere, ma che comunque crescerà con il ricordo di un papà che ha lasciato un segno indelebile. Sei contenta di tutto ciò? Sì, io sono assolutamente molto contenta di tutto ciò, nonostante restare senza un padre a 15 anni è una cosa molto difficile, però riconosco che mio padre è stato un grande amico, un grande marito, un grande padre per me e mio fratello, quindi non posso essere che felice di tutto questo, tutte le persone che sono rimaste qui e tutto questo che insomma avete fatto per noi, anche la mia famiglia. Infatti vorrei ringraziare anche la mia famiglia e tutti quanti. Grazie Flavia, che belle parole.
Tu invece sei un po' più masticato nel mondo del calcio e so anche che insomma non era soltanto un papà per te, Santo era veramente un amico. Mi ricordo in una trasmissione quando siete venuti entrambi e mi ricordo anche che tuo papà non faceva altro che dire: prima deve laurearsi, poi tutto il resto. Questo era il papà direttore sportivo. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie a tutti per essere qua. Come hai detto tu con le tue parole, mio padre era quello, perché malgrado fosse un uomo di sport, proprio perché forse conosceva quello che era il mondo dello sport, ma ha sempre detto di pensare innanzitutto allo studio e ad altre cose. Lui mi diceva sempre: poi quando ti resta tempo ti vai a divertire di pomeriggio, ma poi io che andavo a giocare con una squadra piuttosto che un'altra, mio padre non è mai importato. Io tornavo a casa e dicevo: sai papà, quest'anno vado a giocare qua, basta che sei felice e ti diverti. E riallacciandomi a quelle che sono le parole di mia madre, io voglio ricordare quelle che sono le parole di mio padre proprio che ha detto qui in una premiazione. E voglio dire, oggi è l'elite del calcio dilettantistico siciliano, e voglio dire che affinché questo movimento sia sempre più credibile, sia sempre più importante, la competenza in questo movimento deve essere assolutamente pagata, perché i dilettanti, i figli dei dilettanti che hanno raggiunto i professionisti sono tantissimi, quindi dobbiamo continuare a credere e investire le nostre risorse nei dilettanti, ma con meritocrazia. La gente che aiuta le società in maniera differente, bisogna farli stare lontano dal campo, poi vengono solo la domenica e si prendono gli applausi. Bravo, bravo. Rimanete sul palco, perché io ho invitato alcuni amici di Santo, perché voglio anche con loro dividere e condividere questo premio a Pippo, ma anche per onorare la figura di Santo insieme alla propria famiglia. Ed invito qui sul palco Graziano Strano, Carlo Breve, Anthony Di Stefano, Nunzio Currenti, Damiano Proto, Gianluca Virgillito e Francesco Casicci. Eccoli qui, tutti qui, salite tutti. Vi ho fatto aspettare tanto, però poi alla fine vi sono grato per la vostra presenza. Ciao Damiano, ben trovato, ben trovato. Mettetevi fronte a me in modo che così vi posso scambiare una battuta con tutti. Allora, Graziano, vieni qua. Graziano, prima battuta, tu sei stato un grandissimo amico di Santo. Qual è il ricordo più bello? Chiederei a tutti solo 30 secondi perché sennò facciamo notte. Il ricordo più bello di Santo è in una parola, scusate, aveva delle problematiche, Angela lo sa, in un gluteo aveva un'infezione che purtroppo nella stessa, sono diventato il suo infermiere, ho detto tutto, stop. Grande, Graziano Strano. Damiano, anche con Santo c'è stato un legame considerevole, hai costruito qualche squadra importante con lui, hai condiviso momenti di gioia, momenti forse anche di contrasto, perché quando ci sono i contrasti c'è certamente grande amicizia. Contrasti non sono stati tanti, ti dico la verità, perché bene o male io mi sento anche un suo figlioccio da un certo punto di vista, non solo per l'età anagrafica che non conta assolutamente per i presenti, ma per quanto riguarda la sua persona, il suo volere dare una mano a quelli che reputava amici. Quindi non era uno che aveva mai degli scopi nell'amicizia. Tutto quello che lui diceva, tutto quello che lui faceva era sempre per dare una mano a chi gli voleva bene. Ed erano in tanti, Ed erano in tanti, e si è dimostrato purtroppo da quando è successa questa tragedia ancora di più, ma rimane sicuramente nei cuori di queste persone che ho accanto. È indelebile il suo ricordo che ogni giorno ancora mi sfiora. È vero, giusto. Quante trasferte, quante macchine avete vissuto insieme a Santo? Ogni tanto qualche video mi ritorna in mente e dico che era un'amicizia che andava veramente al di là del calcio. Tantissime trasferte, intanto buonasera a tutti, tantissime partite viste insieme e tantissime volte ci lasciavamo sempre con speriamo che un giorno lavoreremo insieme, quindi speriamo il più tardi possibile, ora chiaramente, però so che quando sarà lui mi attenderà per farmi allenare sicuramente. Ma la cosa che voglio ricordare più di Santo, da uomo di calcio e di sport, lui non cercava scorciatoie. Io tanti anni ho allenato la rappresentativa regionale juniores e in quegli anni mi è capitato anche Simone.
Io Simone mi è capitato solo in quegli anni, lui non mi ha mai fatto una telefonata, io Simone l'ho conosciuto solamente in quel tristissimo giorno. Santo non cercava scorciatoie, Santo era per la meritocrazia. Santo era questo, è vero, è vero. Francesco Casicci, anche tu hai avuto modo di lavorare con Santo. Qual è il ricordo più che ti viene in mente adesso, subito, immediato? Tante volte ci siamo incrociati, l'ho avuto ospite nelle trasmissioni sportive, di lui ho sempre apprezzato franchezza, disponibilità, sincerità, che non sto certo a spiegare io, alcune volte magari non era per colpa di questo anche politicamente corretto che bisogna sempre avere, perché bisogna anche forse essere un po' più, come dire, perfettini. Sì. Invece il direttore, così come l'ho sempre chiamato io, per me è sempre stato una persona sincera, e devo fare veramente un plauso per la grande compostezza, per la grande direi umanità. C'è tanto da imparare dalla famiglia. È vero, è vero, è vero. Gianluca, anche tu insomma in qualità di giornalista tanti incontri con Santo, era cavilloso, era uno che non te le mandava a dire tramite qualcun altro, se te le doveva dire te le diceva lui di persona, o sbaglio? Intanto buonasera a tutti, sì, ho avuto il piacere di conoscere Santo, in particolare racconto un brevissimo aneddoto perché grazie al beach soccer ho avuto modo di confrontarmi con lui, ci siamo dati degli appuntamenti 2 o 3 volte, ci siamo visti in vari bar tra Gravina di Catania. I suoi uffici. I suoi uffici, infatti, ho avuto modo di parlare con lui di sport, dei suoi valori. Sono venuti i brividi a sentire certi discorsi perché mi è capitato in una circostanza che ci fosse anche un giovane calciatore e lui disse le stesse parole che ha citato anche suo figlio, ovvero prima lo studio, prima l'impegno, prima le responsabilità e poi tutto il resto. E quindi oggi sentire queste parole credo che siano un messaggio importante, ma Santo sotto questo punto di vista ha vissuto mettendoci intensità per quanto riguarda la valorizzazione dello sport e del calcio, quindi è giusto ricordarlo, è giusto che questo premio venga istituito e che venga portato avanti. Giusto, bravo Gianluca. Beh, tu con lui quante cose avete fatto? Io non le ho contate più perché vi sentivate spesso, insomma, tu in qualità anche di uomo di sport, non soltanto legato al calcio, ma anche al beach soccer, hai avuto modo di capire qual era il vero valore di Santo Palma. Nunzio Currenti. Allora, buonasera a tutti. Scusate, 2 sono gli aneddoti. Fammeli dire. Andiamo veloci però, Fammeli dire. Il primo è la telefonata il giorno del suo 50° compleanno. Abbiamo parlato mezz'oretta e ti assicuro che quelle parole poi riecheggiavano a distanza di 4 giorni, no? E quindi lì è l'imponderabilità della vita. E poi una cosa che credo più di ogni altro posso dire. Avesse seguito il calcio giovanile per tanti anni, io posso dire di averlo seguito, la domenica, come diceva Andrea Lodato, alle 8:30, alle 10:30 e subito dopo, io trovavo un direttore sportivo. Era lui? Sì, e io porto subito sempre l'esempio di Giulio Orlando. Giulio Orlando fu scartato dalla primavera del Catania, giocava nella Sembio-10, lui lo vide, era là una domenica mattina a Paratore alle 10, l'anno dopo ad AC Sant'Antonio, e poi Giulio ha fatto la carriera che ha fatto e continua a fare. In un'intervista, una delle ultime che feci su Quotidiano della Sicilia, io devo tutto a Santo Palma. Lui era il direttore sportivo. Aveva visto bene, aveva visto bene. Un passo avanti anche per Anthony Di Stefano. Anthony, tu trovi sempre le parole giuste per raccontare una figura come Santo Palma e sono sicuro che se ti chiedo di farlo in 45 secondi ci riuscirai, perché hai questa dialettica che, come tu ben sai, ti ho sempre detto, è una prerogativa che purtroppo tutti non hanno, compreso il sottoscritto, ma che tu invece riesci a raccontare in una maniera diretta, chiara. Guarda Ettore, lo faccio ancora in molto meno, è stato detto tutto, non mi serve nemmeno sminuire aggiungendo delle altre parole, mi limito a dire soltanto che qualche volta mi sono andato a rivedere le chat su WhatsApp con le quali scambiavamo qualche battuta. Santo Palma non è stato soltanto un uomo di sport, Santo Palma è stato un uomo leale e il grande rammarico che ci rimane, Graziano, è quello di non sapere più cosa avrebbe potuto insegnarci, perché ogni chiacchierata con Santo sembra una cosa banale, quello che dico,
però davvero apprendevi qualche cosa. L'ultima volta ci eravamo visti al chiosco a Piazza Umberto, mi ha sommerso di cose alle quali io non avevo mai pensato, mi ha sommerso. E, guarda, io mi voglio portare questo bel ricordo. Non ricorderò chi è che mi ha avvisato di quello che è accaduto, ma mi porterò questo bel ricordo per sempre. E quindi grazie a voi e grazie sempre a Santo Palma. Grazie a tutti gli amici di Santo Palma. Volevo consegnare un passo in avanti ad Angela anche una targa ricordo per ricordare questa bellissima serata che abbiamo cercato di rendere magica, perché Santo era magico proprio anche nel modo suo di fare il calcio, e quindi siamo contenti che alcuni amici ci hanno raggiunto. Hai dato un premio importante a Pippo Leone e adesso tutta la famiglia si godrà questa premiazione come uomo per lo sport a Santo Palma. A ritirarlo Angela Coppola. Anche noi tra l'altro, Ettore, dobbiamo omaggiarti di una targa, perché domenica abbiamo svolto il primo memorial nel ricordo di Santo e non potevamo ovviamente fare a meno che darti una targa di riconoscimento per onorarti per quello che hai fatto per noi oggi. Grazie tante, la ritiro con piacere, grazie a voi, grazie, tutto questo in onore di Santo Palma. Grazie a tutti i presenti, grazie ragazzi. Era un omaggio doveroso che abbiamo regalato a Santo Palma. Allora, prima dell'ultima premiazione abbiamo un altro momento artistico e lo facciamo con il gruppo anche di danza che ha aperto questa 11ª edizione dei Penalty Awards. Possono già prepararsi le nostre splendide ragazze, pronte perché adesso ci regaleranno una coreografia certamente molto slow, molto accattivante, molto sexy anche, devo dire. Punto danza con le coreografie di Marianna Tomagra. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Look like I'm dressed to kill. Love how I make me feel. All black and stripper heels. Mood like Madonna. Bitch like I'm in the Louvre. Got nothing left to prove. You know you're beautiful when they call you vulgar. I do what I wanna. I go when I gotta. I'm sexy, I'm free, and I feel vulgar. 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 Let's get into the groove. You know just what to do. Boy, get down on your knees, 'cause I am Madonna. If you fuck with Sam tonight, you're fucking with me. So watch what you say or I'll split your banana. We do what we wanna. We say what we gotta. We
Bravissime, complimenti. Punto danza con le coreografie di Marianna Tomagra. Complimenti. Voglio qui sul palco Marianna, perché è lei che come al solito deve raccontarci questa straordinaria avventura della sua scuola di danza. Le tue ragazze ogni anno partecipano con grande intensità, ma soprattutto ci piace perché tu ti inventi sempre delle bellissime coreografie. Complimenti anche per quest'anno. Grazie Ettore, intanto grazie per l'invito, perché ci hai veramente onorati quando ci hai confermato la presenza per la seconda volta. Quindi io ti ringrazio per l'invito e siamo veramente felici di essere qua presenti. È un piacere mio anche. Grazie Ettore. Da quando ci siamo conosciuti è stato uno sposalizio perfetto il nostro. Abbiamo avuto subito quelle empatie, quelle Sintonia artistica però, specifichiamo perché siamo entrambi... Artistica. E ci siamo trovati subito bene, anche perché tu sei molto esigente e pignolo come me, quindi ci siamo trovati benissimo proprio per questo, ci siamo capiti al volo. Quindi io ti ringrazio, ma permettimi di ringraziare queste stupende ballerine. Allora adesso ti metto in difficoltà come lo scorso anno, ma tu per caso ti ricordi i nomi delle ragazze? Ma per caso ci provo, Ettore, dai, velocemente. Allora, vado qui da questa parte, così si prendono tutto l'applauso perché è dovuto. Elena, Sara, Adelaide, Azzurra, Anita, Maria Celeste, Sofia, Ilari, vado qui dietro. Loro sono quelli che hanno ballato i primi di tutti all'inizio nella sigla. Teresa, Alessia, la nostra Vanessa, la nostra Valentina, Grazia e la nostra Anastasia. Bravissime, bravissime. E anche per te quest'anno arriva doverosa questa targa che metterai nella tua bellissima scuola di danza. Pertanto te la consegniamo grazie a Federica che... Sì. Velocemente, allora io devo ringraziare soprattutto, scusatemi, il primo gruppo, perché loro domenica dovranno sostenere, ti ricordi che te l'ho detto, il saggio è domenica, ma noi abbiamo una cosa ancora importante da fare. Siamo a Napoli perché siamo stati selezionati, abbiamo superato la preselezione video per la trasmissione televisiva di Milly Carlucci, Ballando on the Road. Quindi grazie a loro, e devo dire che sono state fantastiche perché questo che voi avete visto, il primo balletto, è stato modificato 3 volte per diverse esigenze tecniche, ma soprattutto televisive, perché una cosa è esibirsi per una trasmissione televisiva dove abbiamo 1 minuto e mezzo soltanto, una cosa è portare in scena invece uno spettacolo completo come quello di stasera. Quindi i poverini hanno le scimmie in testa che li ballano. Benissimo. Prenditi la targa e ritorna a casa nella tua bella scuola di danza. Il gruppo Punto Danza, le coreografie di Marianna Tomagra ai Penalty Awards 2024. Grazie ragazze. Grazie. Siamo quasi in chiusura, abbiamo l'ultima premiazione e ci perdoneranno gli ultimi che probabilmente potrebbero diventare i primi, perché dalla prima categoria si parte per poi raggiungere giustamente il palcoscenico più importante. Invitiamo qui i 2 che vanno in nomination come miglior dirigente del campionato di prima categoria. Ivan Frosina, il presidente della 90-011 del Bagheria, e Danilo Scuderi, il direttore sportivo dell'Acron Giarre. È rimasto da solo? Sta arrivando il presidente? Non è arrivato? Non c'è problema, venga qua, perché adesso io a lei devo fare una confidenza molto chiara. Questo è un premio che nasce per valorizzare il calcio dilettantistico siciliano, ma il fatto che poi non si presentano neanche comunicando la loro assenza peggiora ancora di più la figura sportiva della persona, perché io mi limito a ragionare solo in questo caso sulla figura sportiva, sulla figura personale non è compito mio, però questo qui chiaramente offende il lavoro che c'è dietro. Allora io le dico che non porto nessuna busta ed in qualità di presidente dell'associazione Play Village che organizza i Penalty Awards, lei è il vincitore
dei Penalty Awards 2024 come migliore dirigente del campionato di prima categoria, come presidente anche della 90-011 Bagheria, e devo farle i complimenti perché Bagheria deve ritornare nel calcio che conta. Consegniamo la targa di partecipazione al presidente del Bagheria. Presidente, io le voglio anche chiedere una cosa proprio su questo Bagheria. Consegniamo anche il pallone, che è una cosa importante che accompagna il primo classificato. Venga al centro. Ma Bagheria ha in questo periodo un problema del campo, so. È un problema che per voi diventa fondamentale, perché poi affrontare un campionato come quello di promozione senza campo è difficoltoso. Allora, innanzitutto buonasera. Allora, speriamo che il campo venga ultimato, lo stadio più che il campo, entro fine ottobre, e che appunto ce lo consegnino, perché noi da 3 anni giochiamo senza pubblico, abbiamo vinto 3 campionati consecutivi dalla terza categoria, oggi ci ritroviamo in promozione, non nascondiamo che cercheremo di allestire una squadra ambiziosa per fare poker, ci proveremo. Dove vi allenate? No, ci alleniamo al campo di Bagheria, là, però è chiuso al pubblico. Perché stanno sistemando anche le tribune, mi hanno detto. Le tribune, le gradinate, gli spogliatoi li hanno già sistemati ma ancora non sono aperti. Allora, in questa maniera siete ancora più determinati per portare a casa possibilmente un altro successo con il Bagheria, e chissà, potremmo anche parlare di un campionato importante anche quello prossimo. Ci stiamo provando ad allestire una squadra competitiva. In bocca al lupo, Presidente, grazie, e grazie per essere rimasto solo sul palco ma con grande onore. Grazie ancora, Presidente. Allora, siamo ai saluti, voglio coinvolgere la mia madrina che da 11 edizioni accompagna i Penalty Awards, la bella Federica Di Benedetto, questa volta non ho sbagliato nome. Federica, 11 anni sono tanti, però è anche vero che io mi ritrovo sul palco a questo punto a dire anche una cosa importante, che la qui presente Federica tra qualche giorno si sposa, quindi applauso del pubblico. Aver lasciato un impegno importante come quello del matrimonio, dei preparativi del matrimonio, per essere qui è perché il suo amore ai Penalty Awards è meraviglioso. Una battuta, che emozione ancora una volta qui su questo palco. Ettore, per me Penalty è famiglia, quindi come ben sai è da 11 anni che ci conosciamo, che ti sono fedele perché comunque ti seguo e ti ho seguito sempre, e niente che dire, è sempre un onore per me. Grazie. Grazie Federica, voglio anche ringraziare come al solito il lavoro dietro le quinte straordinario di Salvo Campo, di Mario Scirè, di Gaetano Scirè, di Roberto Di Marco, l'aiuto anche di Calcedonio Iacuso e poi tutta la squadra tecnica TV che ha ripreso questo evento, che poi giustamente andrà in onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. A tal proposito voglio ringraziare anche l'editore Paolo Raffa, e anche sulle onde del canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo. Noi anche per quest'anno abbiamo chiuso questa nostra manifestazione, grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima stagione, la stagione 24-25 e perché no anche alla 12ª edizione dei Penalty Awards. Grazie ancora a tutti, buona serata.